Carabiniere. Nel 1954 fu trasferito a Menfi, dove si sposò ed ebbe 3 figli. Assegnato al nucleo investigativo di Palermo, lavorò al fianco del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora comandante della Legione dei Carabinieri, dopo aver prestato anni di servizio nelle province di Agrigento e Trapani. Indagò sul clan dei Corleonesi, sulla strage di Porto Empedocle, riuscendo a convincere Benedetta Bono, amante del boss Carmelo Colletti, a collaborare con la giustizia. Guazzelli si occupò anche dell'omicidio del giudice Antonino Saetta e del figlio, avvenuto nel 1988 nei pressi di Caltanissetta. Agli inizi degli anni 90 fu chiamato a guidare la sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri del Tribunale di Agrigento, dove diede un contributo importante nel corso di delicate indagini.